Settimio Cantone qui alla presentazione della sua lista e come coalizione. Sì, abbiamo completato un lavoro certosino che rappresenta uno spaccato della società civile agrigentina. Abbiamo messo dentro molti giovani e molti professionisti e quindi siamo davvero contenti del lavoro fatto, perché siamo convinti che è arrivato il momento di dare una nuova linfa a questa amministrazione comunale. Le vostre liste quali sono? Noi abbiamo 4 liste, facciamo squadra, Uniti per la città, Vox e Cambiamo rotta, e abbiamo il candidato sindaco Franco Miccichè. Oggi abbiamo presentato le liste, abbiamo designato gli assessori e presentato anche il programma elettorale. Sono 4 liste, la maggior parte sono tutti ragazzi, neofiti della politica, molti professionisti, gente volenterosa, e l'unico nostro obiettivo è quello di migliorare le sorti di Agrigento. Ecco, Fabio Sardo rappresenta Vox Italia qui ad Agrigento. Oggi anche loro hanno presentato la lista in sostegno a dottore Miccichè. Sì, per la prima volta ad Agrigento Vox, nata nel 2019, presenta la propria lista col proprio simbolo e appoggia chiaramente la candidatura del sindaco Franco Miccichè, proprio perché condivide il pensiero, il programma e le scelte del candidato sindaco. Una novità insomma per Vox? Assolutamente sì, è stata una scelta difficile riuscire a raccogliere 24 candidati per un partito appena nato, però ci siamo riusciti col sacrificio di tanti e speriamo di fare una bella prova.